Siamo tutti esseri umani e abbiamo dei sogni. Questo viaggio era quello di Don. Per lui rappresentava l'avventura. In parte forse cercava anche fama e gloria. Non si tirava indietro davanti ai rischi. Ma quando sei solo, tu e l'oceano, quello è il tuo unico universo. Il rischio c'è comunque. È sempre in agguato se fai un errore. Quindi l'immaginazione rappresenta un pericolo. Non si parla di eroi e avventure di mare. Si parla di isolamento e dei delicati meccanismi della mente.